ho sentito un campanello, Dino. Dino, abbiamo sentito un campanello. De cosa gavi paura? Dino, abbiamo sentito un campanello. Ma non gavi da spaventarve. Lei è Santa Lucia, l'appena scomensia il giro col suo musetto. Ma Dino, ci racconti la storia di Santa Lucia? Allora, la Lucia era una bella buttelotta di Siracusa e l'ha vissuto tanti anni fa ai tempi dell'imperatore Diocleziano. Diocleziano era un imperatore pagano, ma ella l'era cristiana e la sua famiglia l'era piena di schei. Un giorno Lucia l'ha deciso di dar tutte le sue ricchezze ai poaretti per consacrar la sua vita al Signor. E il suo moroso gaggirà i coglioni e l'ha denuncià e arrivai soldè, ma nessuno riesce a fargli cambiare idea. Miracolo. E alla fine, canaie, i gatta ha la testa. Io ho sentito che le hanno tolto gli occhi, Dino. Ah, non si sa. Non si sa se la sia leggenda o verità la storia degli occhi. E poi da quando è che ha cominciato a portare i regali? Beh, l'usanza dei regali durante l'inverno la venda tanto prima di Santa Lucia, fin dai tempi degli antichi, tanto prima dei romani, che era l'abitudine di far dei doni ai spiriti della terra per ringraziarseli durante il rigido e freddo inverno.